La Giunta regionale ha stanziato contributi per il 2023 al fine di realizzare interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica nel territorio veneto. L'obiettivo è quello di sostenere i comuni nella difesa del suolo e prevenire rischi legati a frane, slavine e inondazioni. L'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin ha spiegato che tali interventi comprendono la costruzione di nuove opere di difesa idrogeologica dei canali e corsi d'acqua, la protezione dei versanti da frane e slavine, nonché la sistemazione delle aree già colpite da frane, inclusi i relativi drenaggi, opere di grande importanza per il territorio e utili per aumentare la sua resilienza. Lo stanziamento di 4 milioni e mezzo di euro deliberato sarà suddiviso in 3 annualità e assegnato ai comuni attraverso le province e la città metropolitana di Venezia. La distribuzione delle risorse per il 2023 è stata stabilita sulla base di una graduatoria che tiene conto dell'indice di rischio valutato dalle amministrazioni locali e di altri criteri oggettivi. Le risorse per l'anno in corso, pari a 1,5 milioni di euro, sono state assegnate per interventi nei comuni di Sovramonte e Gostaldo in provincia di Belluno, un intervento nel comune di Costa di Rovigo nel Rodigino, un intervento nel comune di Monselice nel Padovano, interventi nei comuni di Pederobba e San Biagio di Callalta nel Trevisano, Amira e San Michele al Tagliamento nella città metropolitana di Venezia, un intervento nel comune di Cazzano di Tramigna nel Veronese e interventi nei comuni di Valdastico e Longare nel Vicentino. Bottacin ha sottolineato l'attenzione della Regione verso il territorio, evidenziando che oltre agli interventi diretti eseguiti dalle strutture regionali è fondamentale fornire aiuti agli enti locali. In un periodo di particolare difficoltà come l'attuale, tali contributi rappresentano un importante sostegno per la protezione e la sicurezza del territorio. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.